Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto in Sala Oriana Fallaci a Palazzo Ferrofini, la sede del Consiglio regionale, per presentare questa bellissima iniziativa, la 75esima edizione della Festa dell'Uva di Vo. 75 edizioni ovviamente non si improvvisano, ma si costruiscono quotidianamente, vendemmia dopo vendemmia, generazione dopo generazione, quindi è un onore per la Regione Veneto e il Consiglio regionale. Vi porto anche i saluti del Presidente della Regione Veneto Alberto Stefani per questa manifestazione così significativa non solo per la provincia di Padova, ma per tutta la Regione Veneto. Perché? Perché quando una manifestazione arriva a questo traguardo significa che è molto più di una festa e è diventata ed è oggi più che mai parte integrante dell'identità di una comunità così ampia e grande come quella della Regione del Veneto. Allora mi piace partire citando Cesare Pavese. Cesare Pavese scriveva che un paese vuol dire non essere soli. E la festa dell'uva rappresenta proprio questo spirito, cioè una comunità che si trova, una comunità che vede nella terra qualcosa di profondamente proprio e sceglie di trasformarla e di condividerla con chi arriva anche da fuori. Presentiamo oggi e lo farà poi il sindaco di Vo, Mauro dell'Università, presentiamo, dicevo, il racconto di un territorio, del suo lavoro, della capacità di trasformare una tradizione antica in una grande opportunità poi per il futuro. E quindi, come vi dicevo, porto la vicinanza della Regione e del Presidente Stefani ad una manifestazione che rappresenta pienamente i valori della nostra terra, quelli della concretezza, del lavoro, delle radici e dello spirito di comunità. E allora voglio un attimo concentrarmi anche su dei ringraziamenti che sono doverosi. Ringrazio il sindaco Mauro dell'Università, tutta l'amministrazione comunale di Vo che hanno creduto con forza anche in questa edizione e hanno saputo costruire una manifestazione che è capace di guardare anche oltre i confini comunali. Un ringraziamento lo faccio a Mattia Montemezzo, vicepresidente del Parco Colli, un giovane amministratore competente, serio e già forte di un'importante esperienza sul territorio. Un grazie va a chi la festa dell'uva poi l'ha pensata e la costruisce ogni giorno, e quindi, anche se non è presente, un ringraziamento all'assessore all'agricoltura Maurizio Biasio, all'assessore alla cultura e al turismo Simonetta Tognetti, che in questa festa dell'agricoltura tiene insieme anche tutta la parte di cultura e di promozione del territorio, e grazie a chi custodisce la vera materia prima di questa festa. C'è il presidente del consorzio Tutela Vini Colli Euganei, Gianluca Carraro, le cantine, tutti i viticoltori e loro che ogni giorno si prendono poi cura ovviamente dei nostri colli, garantiscono la qualità straordinaria dei nostri vini. Ringrazio ovviamente a chi mette in scena questa festa, il direttore generale di Delphi International Riccardo Cavicchi e tutta la sua squadra organizzativa, il presidente dei maestri carristi dell'uva Massimo Goldin, un grande grazie a tutti ovviamente i carristi. Chiudo per ringraziare ovviamente anche chi lavora dietro le quinte, i tantissimi volontari, le bellissime figuranti, però bravissime ancora di più, che sono qui oggi, persone che lavorano spesso senza essere viste. E quindi ringrazio ovviamente anche tutte le associazioni, le categorie agricole, i partner che hanno contribuito a questa iniziativa. Un grazie ovviamente va anche a tutti i cittadini di Vo, e lo dico perché una festa può essere organizzata in ogni dettaglio, ma diventa davvero viva solo quando un'intera comunità la sente propria. E quindi grazie. Sono tante le cose che si possono dire, io mi limito solo a ricordare che questa festa dell'uva ci ricorda quanto dietro ad ogni grappolo non ci sia soltanto un prodotto, ma ci siano mesi di lavoro, di sacrifici, di famiglie, di imprese, di conoscenze tramandate. Le nostre cantine, le cantine dei colli non producono semplicemente vino, ma custodiscono il paesaggio, tengono vivi i colli, creano occupazione e portano il nome
dei colli ugani in tutto il mondo e questo è un valore straordinario. Sostenere il comparto vitivinicolo non significa soltanto tutelare un settore economico, ma significa difendere anche il lavoro, l'ambiente e il turismo, ed è per questo che la Regione Veneto oggi è orgogliosa di essere dalla vostra parte, di essere accanto a chi produce, investe e promuove il nostro territorio. Io chiudo perché il cuore della festa poi verrà descritto da tutti i protagonisti della manifestazione. Cito la doppia sfilata dei carri allegorici perché questi carri non sono delle semplici scenografie, ma sono vere e proprie opere d'arte in movimento e raccontano la cultura contadina anche attraverso la creatività e il lavoro delle mani, la collaborazione tra le tante persone. Quindi io vi voglio ringraziare per questo lavoro straordinario di impegno, questa straordinaria capacità anche di fare squadra. La festa dell'uva oggi partirà dal 18 al 20 di settembre. Non si celebrerà solo il vino, ma anche il lavoro, la bellezza, l'orgoglio della nostra comunità. Quindi io da qui faccio un invito a tutti di venire e di partecipare a questa manifestazione, di incontrare anche chi lavora questa terra e anche di lasciarci raccontare il meraviglioso mondo dei colli euganei da chi li vive ogni giorno. La festa dell'uva, lo dico dal Consiglio regionale del Veneto, non appartiene solo a Vo, ma è veramente un patrimonio straordinario di tutta la provincia e di tutta la regione. E quindi chiudo come ho iniziato perché, come scriveva Pavese, un paese significa non essere soli e in quei giorni Vo davvero sarà il paese di tutti, quindi buona 75esima festa dell'uva e mai come in questa occasione si deve dire in Vo Veritas. Grazie.
complimenti, bellissimo video. E allora da lì si riparte per la nuova edizione che ci presenterà il sindaco Mauro dell'Università, sindaco di Vo. A te la parola, sindaco. Doverosi ringraziamenti, ma sono sinceri e non solo istituzionali, a Eleonora Mosco e alla Regione che per la seconda volta dà voce in maniera importante a questa manifestazione, una manifestazione che raggiunge una longeva età di 75 anni, 75 anni che rappresentano un percorso estremamente importante di celebrazione di quello che è l'elemento focale del nostro territorio, in particolare di Vo, che è all'interno dello stemma comunale, cioè il grappolo d'uva. Il grappolo d'uva all'interno dello stemma comunale è l'elemento identitario della nostra comunità. E per questo, in questi ultimi 2 anni, abbiamo valutato di riuscire a ammodernare quella che era una festa del territorio, allargando la visione. Allargare la visione significa non concentrarci nel centro di Vo, che è una piazza d'armi molto ampia che andrà a essere rinnovata a breve, ma guardare il territorio del nostro comune in senso ampio. Abbiamo visto nel video Villa Contarini Giovanelli Venier, dove faremo un'anteprima il 17 di settembre ed è l'elemento culturale per eccellenza del nostro territorio. E poi abbiamo spaziato con un percorso all'interno del territorio collinare e dei vigneti, con un concerto all'alba l'anno scorso per la prima volta, che ha avuto un grandissimo successo, e l'iniziativa di poter avere una festa dell'uva itinerante attraverso il mezzo di un trenino che porta i visitatori a fare delle degustazioni in loco all'interno delle cantine e a godere di un paesaggio patrimonio della biosfera UNESCO da un paio d'anni a questa parte. Quindi effettivamente, come diceva la consigliera, Vo ha sentito l'obbligo, attraverso questa manifestazione, di guardare anche oltre i confini comunali, e per questo abbiamo, sin dall'anno scorso, iniziato una collaborazione con l'altra parte dei Colli Euganei, che è Montegrotto Terme, e con la presenza l'anno scorso durante la nostra sfilata dei carri, e quest'anno con un'apertura dell'associazione Berta, un'associazione che la settimana prima dell'iniziativa della nostra festa dell'uva ha una storica rievocazione medievale, ripercorrendo un episodio che risale al 1084, sempre di vita contadina, e quindi si sposa bene con quelle che sono le dinamiche del nostro territorio. Da lì, nel dialogo con l'associazione Berta e con il suo presidente, abbiamo iniziato a provare a intessere dei rapporti che potessero collegare passo passo, anno dopo anno, i vari territori euganei, perché Vo possa effettivamente essere di nuovo patrimonio di tutta la comunità euganea. Ed è per questo anche che abbiamo il riconoscimento e qui la presenza del vicepresidente del Parco Colli, che lo ringrazio, Mattia Montemezzo. Quel filo, il filo di Berta, rappresenta effettivamente a tutti gli effetti un elemento che può avere un significato più grande dalla rievocazione medievale di Montegrotto Terme per unire i nostri territori. Il filo che unisce il tempo di Berta con la sua manifestazione, che viene fatta nel weekend antecedente a quello della festa dell'uva, vuole diventare un simbolo di collaborazione che guarda oltre i confini dei singoli comuni, ed è un filo che può legare tutti i territori che fanno parte del Parco regionale dei Colli Euganei, creando una vera rete degli eventi e delle iniziative capaci di valorizzare insieme la storia. Oltre a questo, dall'anno scorso, grazie all'iniziativa dei mastri carristi, che sono uno degli antichi mestieri che possiamo vantare nel nostro territorio, abbiamo iniziato a guardare oltre regione. Abbiamo guardato a Riccia, in provincia di Campobasso, e a Solopaca, in provincia di Benevento. Altre 2 manifestazioni che, ricercando, hanno una cultura storica come la nostra, e la nostra ha una peculiarità, quella di creare dei carri allegorici che vengono ricoperti chicco per chicco di uva vera da parte di una arte
preziosissima, che da Sud Italia, da Campobasso in su, è solo nostra. Quindi Vo ha questo grave onere e onore di poter preservare questa difficile arte. Un'arte che 2 anni fa ho verificato in prima battuta, vestendo le vesti da sindaco, di poter entrare nei cantieri riservati e segreti, diciamo, perché gli altri non possono vedere quello che è il lavoro, e c'è tutta la comunità che si muove. Quindi abbiamo un'anima che è scaldata da febbraio-marzo, quando si inizia a progettare, fino agli ultimi giorni, quando c'è la fase più delicata di attaccamento dell'uva. E avremo anche quest'anno una importante delegazione dal comune di Riccia, 30-40 persone, che con il loro gruppo folcloristico andrà a arricchire la nostra manifestazione, e così ancora in provincia di Como, a Mariano Comense, ci hanno guardato e ci hanno chiesto di poter aprire con la loro banda storica, che ha 175 anni, la nostra sfilata. E quindi di nuovo guardiamo fuori confine per un turismo interregionale. E anche questo è un elemento di orgoglio, di poter far vedere il Veneto più vero, più autentico, fuori i confini comunali, provinciali e quindi regionali. Da ultimo, da un paio d'anni, l'interlocuzione con il comune di Codogno, provincia di Lodi, stanno proseguendo per un fatto che nel 2020 ci ha unito come comunità. Siamo stati, Codogno e Vo, prime zone rosse per il periodo pandemico, e ci siamo avvicinati per dei momenti di commemorazione in occasione delle date che vengono istituzionalizzate il 18 marzo e il 21 febbraio. Da lì è nata un'amicizia non solo tra amministratori ma tra comunità. Abbiamo avuto modo di avere ospiti il gruppo Alpini codognese e il nostro gruppo musicisti, quindi c'è una frequentazione culturale. E a febbraio di quest'anno la comunità di Codogno ci ha anticipato il desiderio di voler partecipare alla festa dell'uva di Vo e di voler sottoscrivere un accordo di gemellaggio. Quindi di nuovo Vo si rende protagonista grazie al lavoro eccelso, diciamo, dei mastri carristi e di tutta la comunità, per essere un elemento di unione e di attrattività per il nostro territorio. Questo è il compito dell'amministrazione comunale, e grazie al grandissimo lavoro di volontari della parte amministrativa, dei mastri carristi, che è un'arte eccelsa che dobbiamo preservare, e delle attività folcloristiche che grazie anche alle ragazze e ai volontari cerchiamo di mantenere alto, per poter valorizzare quello che sono le nostre radici, il territorio a vocazione agricolo con dei prodotti di eccellenza. Ricordo che 31 cantine euganee hanno ottenuto dei premi, medaglie d'oro e d'argento nel concorso internazionale di Città del Vino. Tutto questo è Vo, tutto questo sono i Colli Eugani, e la festa dell'uva vi aspetta. Bene, grazie Sindaco per la tua introduzione. Lascerei la parola a Simonetta Tognetti, l'assessore alla cultura e del turismo del Comune di Vo. Grazie, buongiorno a tutti, e ringrazio anch'io per l'opportunità che ci è stata data dalla consigliera di essere qui oggi. Io vorrei soffermarmi su un aspetto della festa dell'uva che per le deleghe che rappresento ritengo particolarmente importante, ovvero il ruolo che una manifestazione come questa può avere nella promozione culturale e turistica del nostro territorio. La festa dell'uva ha una storia, un'identità e una capacità che il sindaco di richiamare turisti e personalità che il sindaco ha ben descritto. Credo però che oggi la sfida sia utilizzare questa forza anche per far conoscere ciò che c'è attorno alla festa, trasformando questi giorni in un'occasione per scoprire Vo e i Colli Euganei. Ed è proprio questa direzione che è stato pensato, per questa direzione che è stato pensato il programma collaterale che verrà descritto dopo dall'amministratore di Delfi Riccardo Cavicchi. Quindi io non voglio anticipare le attività che verranno svolte, ma le cito perché ci sono delle cose che accomunano gli eventi collaterali. Quindi notte in villa, cinevino, vigneti e colori, calici in carrozza, notte in vigna. Insieme al villaggio di vino e le iniziative dedicate alle famiglie sono esperienze diverse che hanno un filo conduttore,
ovvero portare il visitatore oltre la festa, ma mettendolo in relazione con la cultura, il paesaggio, il vino e la realtà del territorio. E credo che sia proprio questo il passaggio fondamentale. Non semplicemente aggiungere eventi a una manifestazione, ma utilizzare la manifestazione come strumento di marketing turistico. Ritengo importante che chi arriva a Vo per la festa possa scoprire cantine, vigneti, ville, paesaggi ed esperienze culturali, perché l'obiettivo non è portare le persone a Vo, non è solo portare le persone a Vo, ma fare in modo che abbiano un motivo per ritornare. E in questa prospettiva ritengo che anche le relazioni, come ha già citato il sindaco, con altri territori abbiano un valore importante, perché la presenza del gruppo folcloristico di Riccia, che aprirà la sfilata, della banda di Mariano Comense e delle delegazioni di Codogno, porta a Vo comunità e tradizioni diverse. Allo stesso tempo, tramite questa interazione, queste relazioni, la nostra festa e il nostro territorio possono essere conosciuti al di fuori dei nostri confini. Credo quindi che anche questo possa essere considerato marketing territoriale, cioè creare relazioni, scambi e occasioni di reciproca conoscenza. E c'è poi una dimensione più ampia, quella della destinazione turistica Terme e Colli, rappresentata anche dalla presenza, come già menzionato dal sindaco, dell'Associazione Berta di Montegrotto, che precederà la sfilata dei carri dell'uva. Dal punto di vista turistico ritengo sia sempre più importante ragionare come territorio. Il visitatore non guarda i confini amministrativi, ma cerca un'esperienza, un insieme di luoghi e persone e proposte varie di cui poter usufruire. Questa secondo me è la direzione nella quale dobbiamo continuare a lavorare, valorizzare le nostre peculiarità, metterle in rete e costruire una destinazione sempre più riconoscibile. Perché è vero, la festa dell'uva dura 4 giorni, ma il territorio resta tutto l'anno e quindi se chi arriva a Vo per la festa dell'uva scopre un territorio che non conosceva e trova poi un motivo per ritornare, allora sì, avremo trasformato una grande tradizione anche in un concreto strumento di promozione e sviluppo turistico. Grazie. Grazie Assessore per la tua esposizione così chiara. E lascio la parola al Mattia Montemezzo, Vicepresidente del Parco Regionale dei Colli Euganei. Buongiorno a tutti, ringrazio ovviamente anch'io la consigliera Eleonora Mosco, la Regione, per questa opportunità, ringrazio il Sindaco nonché Presidente del Parco Colli Mauro dell'Università, tutta l'amministrazione. Ovviamente la mia presenza in qualità di Vicepresidente del Parco, al quale tra l'altro è stata affidata proprio una missione importante, che è quella dell'identità, della fruizione, della cultura, del turismo sostenibile all'interno del parco. E quindi, come dicevo, la mia presenza e il patrocinio del Parco Regionale dei Colli Euganei a questa iniziativa vuole proprio andare in questa direzione, riconoscere questa festa dell'uva, questa tradizionale festa che rende riconoscibile non solo il comune di Vo, ma un intero territorio, e in modo particolare il territorio dei nostri amati Colli Euganei, e valorizzare sempre di più questi eventi, collegandomi anche ad alcune parole che sono già state dette, un evento proprio di destinazione turistica, perché è un evento che rappresenta tutto un territorio, un evento che mette al centro una, peculiarità che molti ci invidiano e che dobbiamo continuare a valorizzare anche a livello sovracomunale e quindi in questo caso anche come Parco Regionale dei Colli Euganei. E quindi il mio intervento vuole andare sì a riprendere quello che è stato detto, a sottolineare quindi l'aspetto di lavorare insieme oltre i confini dei singoli comuni per rendere sempre più attrattivo, sempre più fruibile il nostro territorio attraverso un riconoscersi in un'identità chiara, e penso che questo richiamo al simbolo del chicco dell'uva vada proprio in questa direzione, quindi riconoscersi in un'identità e lavorare attraverso la cultura, attraverso il turismo sostenibile per rilanciare il nostro territorio. E quindi la festa dell'uva
incarna tutte queste caratteristiche. La festa dell'uva è un patrimonio culturale, storico, non solo, come si diceva prima, del comune di Vo, ma dell'intero territorio di Colli Euganei. Quindi noi, come parco regionale di Colli Euganei, abbiamo il dovere, oltre che di patrocinare questo evento, di continuare a lavorare per valorizzare, per essere al fianco di tutte le amministrazioni comunali, di tutte le associazioni e di tutte le persone che ogni giorno lavorano per valorizzare il nostro territorio, per renderlo sempre più attrattivo e per renderlo sempre più riconoscibile. Quindi grazie ancora a tutti, una buona festa dell'uva e un buon lavoro anche, insomma, per tutte le sfide che ci attendono come territorio. Grazie. Grazie Vicepresidente. Allora do la parola a Massimo Goldin, Presidente dei Mastri Carristi dell'Uva di Vo, per il suo intervento. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Massimo Goldin e rappresento... Buongiorno a tutti, sono Massimo Goldin e rappresento i Mastri Carristi dell'Uva di Vo, l'associazione che unisce componenti del Consiglio e volontari che con passione costruiscono maestosi carri allegorici presenti alla sfilata della 75esima edizione della Festa dell'Uva. Quest'arte, di semplici origini ma di straordinario effetto visivo, con poche realtà italiane che realizzano carri con veri chicchi d'uva, tra queste con grande stima cito la comunità di Riccia, Campobasso, di cui abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa sulla progettazione, costruzione e decorazione dei carri allegorici. I nostri carri sono veri e propri manufatti artistici, rivestiti con circa 3.800 kg di chicchi d'uva selezionati uno ad uno, per poi venire attaccati alle strutture semoventi con circa 1.200 cartucce di adesivo siliconico, che ne rispettano le caratteristiche naturali dell'uva. La progettazione avvenne molto prima dell'evento. Già nei primi mesi dell'anno i vari gruppi formati da volontari cominciano a creare le strutture di ferro e acciaio e poi dovranno sostenere il peso non indifferente dei vari quintali d'uva. Nei 3 giorni antecedenti alla manifestazione comincia l'opera di rifinitura con gli acini. Questo è il momento di condivisione tra varie generazioni, dai nonni ai nipoti. Tutti hanno un ruolo importante e definito, così avviene il passaggio delle tecniche di realizzazione. La sfilata per le vie del paese inizia con i moscatini, che sono i ragazzini che sono qui, della scuola media e primaria. Il palio portato dalle vallette per essere rimesso in palio dal nuovo gruppo del carro vincitore. Le varie bande folcloristiche che accompagnano la sfilata e i carri in concorso e non. La serata ci sarà una sfilata dei carri notturna con scenografie, luci e suoni, amplificano l'effetto magico e poetico della sfilata. Per noi caristi tutto il lavoro volontariato viene ripagato da un solo momento, dagli applausi della gente che ci emoziona alla vista dei nostri carri. Questa tradizione della festa dell'uva, assieme alle comunità di Riccia, esempio di poche realtà in tutta Italia, vuole essere un vero patrimonio storico, culturale e artistico della nazione. Termino con ringraziare i nostri giovani dei Mastri Carristi per il loro instancabile impegno paziente e generoso nella realizzazione di vere e proprie opere d'arte. Vi ringrazio per il tempo a noi dedicato e vi invitiamo il 20 settembre per la costante comune piccola comunità che può creare qualcosa di magico. Massimo Goldin, Presidente dei Mastri Carristi di Vo. Grazie mille Presidente, un ben trovata al nostro Assessore regionale Elisa Venturini che ovviamente interverrà, se ha piacere, anche per un saluto in chiusura. Faccio fare l'ultimo intervento, se è d'accordo l'Assessore ovviamente, a Riccardo Cavicchi, Direttore dell'organizzazione della Festa dell'Uva di Vo, che ringrazio per la sua presenza.
Grazie mille, grazie a tutti voi, naturalmente grazie alla Regione per questa ospitalità che è sempre una testimonianza del valore del lavoro che assieme all'amministrazione comunale di Vo stiamo portando avanti. Speriamo di aver creato tanta curiosità. Il mio compito è quello un po' di, diciamo così, fare space packaging, cioè cercare di riportare la festa dell'uva nei suoi contenuti principali. Naturalmente, che cosa troverete alla festa dell'uva? Naturalmente è una festa, come dicevamo, affonda nella storia, ma che si è molto trasformata. Noi abbiamo avuto l'incarico dall'anno scorso di organizzare la festa dell'uva e fin dall'anno scorso abbiamo cercato di portare alcune novità. La prima l'ha menzionata l'assessore Tognetti, declinare l'uva e il vino attraverso le principali arti, e questo ci ha consentito poi di portare la festa sul territorio. Ma ovviamente non c'è festa senza divertimento, quindi il cuore centrale, il villaggio di vino, dove circa 20 cantine, 6 punti food di monoporzioni e naturalmente 2 ristoranti accolgono il grande pubblico per le degustazioni di vino, che quindi cominceranno sia da venerdì pomeriggio alle 18:30, tutto sabato, sempre pomeriggio 18:30 e tutta la giornata della domenica. Come dicevamo, con queste degustazioni di vino, col classico sistema, diciamo così, dei token, ma tra l'altro anche con 2 ristoranti quest'anno. Quest'anno abbiamo sotto il porticato del comune il tradizionale ristorante Sapori Veneti, quindi con i sapori della cucina veneta, ma la cucina veneta in questo caso l'abbiamo declinata anche con la storia, quindi grazie alla collaborazione e il gemellaggio con il CSC 1400, il 1400 Lioniceno, appunto di Lonigo, ci sarà un secondo punto di storia in Piazza Martiri, la piazza a fianco a Piazza Liberazione, con i famosi panini medievali, quindi una diciamo impostazione sia coreografica, scenografica a tema medievale. Piazza Martiri, tra l'altro, ospiterà anche il villaggio dei bambini, il villaggio dei piccoli vignaioli, dove per tutte le 3 giornate, laboratori, animazioni, teatrino dei burattini, tutte a tema uva, quindi immergeranno i nostri piccoli, diciamo così, nella manipolazione, nel conoscere l'uva, naturalmente arrivando al mosto e lì, essendo bambini, giustamente ci fermiamo. Come dicevamo, grande spettacolo, diciamo anche con nomi importanti. La prima sera abbiamo Jackson One, che è considerata una delle migliori tribute band di Michael Jackson, ha vinto nella sua categoria la trasmissione di Amadeus Like a Star. Un format ormai nel Veneto e non solo riconosciutissimo, quindi 90 Time nella versione XXL, naturalmente un brand di 90 Wonderland, è l'evento estivo dell'estate che sta già adesso facendo divertire naturalmente a tanti giovani. Per chiudere con, diciamo così, un'icona della musica veneta e non solo, con Jano Music Machine. Quindi in questa maniera, perché ovviamente vogliamo che la gente si diverta e queste degustazioni vengano accompagnate da ottima musica e tanto divertimento. Che cosa abbiamo introdotto innanzitutto l'anno scorso, come già stato anticipato? Che in realtà la festa dura 4 giorni. Abbiamo creato questo aspettando la festa dell'uva di Vo, spostandoci, quindi aspettando a Vo Vecchio, l'anno scorso con il concerto al tramonto a Villa Giovannini Vernier, quest'anno raddoppiando, quindi oltre al concerto al tramonto con un duo piano e voce, sempre tra l'altro su musiche che ricordano anche in questo caso la filmografia, perché poi il secondo appuntamento nella cantina alla Costiera sarà invece una proiezione di un lungometraggio. Sono i 30 anni di un thriller che si chiama, non a caso, Blood and Wine, con Jack Nicholson, Jennifer Lopez e Michael Caine, quindi gustando comodamente il vino, quindi non il classico allestimento a platea, ma proprio un allestimento da conversazione, potrà naturalmente vedere questo appassionante thriller. La festa poi, dicevo, dal 17 alle ore 18:30 si apre. Introduciamo anche una novità quest'anno, perché faremo un vero e proprio concorso per individuare le reginette e il reginello dell'uva, quindi una sorta di sfilata di moda che però alla fine attribuirà anche, diciamo, dei riconoscimenti, e ovviamente i vincitori saranno presenti nella giornata della domenica, sia alla sfilata che ovviamente naturalmente nelle successive premiazioni. Sabato
Un'altra delle novità che abbiamo introdotto l'anno scorso, anche quest'anno raddoppiamo, quindi sono 2 le cantine, l'azienda Ambrosi e Sergio e la cantina Vignaroda, per un'estemporanea di pittura. Abbiamo circa 50 artisti che si distribuiranno naturalmente fra queste 2 cantine, interpreteranno con la loro tecnica ciò che vedono, quindi il paesaggio dei Colli Euganei da queste bellissime cantine, e poi naturalmente con una premiazione al pomeriggio sul palco del Villaggio di Vino, appunto in piazza Liberazione. Momento importante, come diceva prima il sindaco, sono tanti i gemellaggi che naturalmente l'amministrazione di Vo, grazie ai temi della festa dell'uva, ha messo in campo. Quest'anno in particolare appunto questa cerimonia di gemellaggio tra i comuni di Vo e di Codogno, per far sì che un evento, purtroppo, ahimè, che ha segnato un momento non certamente dei più felici, non solo per il nostro paese, ma per il mondo intero, diventi motivo di incontro e appunto, come diceva, motivo per trasferire le proprie culture, per far interagire le proprie culture in quel concetto di marketing turistico che anche l'assessore Tognetti ha prima indicato. Chiudiamo poi la domenica, ovviamente la giornata più ricca, perché addirittura partiamo alle 6:30 del mattino. Alle 6:30 del mattino dai vigneti della cantina Parco del Venda, un concerto all'alba con un gruppo musicale esclusivamente femminile che apre proprio questa grande giornata. Giornata che vede la presenza anche, come dicevamo prima, di un altro comune col quale Vo è gemellato, perché l'inaugurazione alla mattina alle 10 del Villaggio di Vino sarà con un'esibizione del gruppo folk Giuseppe Moffa, appunto, che provengono dalla città di Riccia. Quindi faranno questo breve spettacolo inaugurale per aprire nel miglior dei modi la mattinata e la giornata della domenica, ma poi saranno presenti anche all'interno della sfilata. Come dico tutti i giorni, poi i ristoranti funziona il villaggio dei bambini, appunto, con il villaggio dei piccoli vignaioli. Al pomeriggio, tra l'altro, abbiamo anche un ulteriore laboratorio lungo via Marconi con la pigiatura dell'uva, quindi in questo caso su veri e propri tini i bambini possono proprio provare cosa vuol dire con i piedi sentire al tatto e pigiare l'uva. Momento clou, naturalmente, la sfilata dei carri allegorici. Non c'è festa dell'uva se non c'è sfilata dei carri allegorici. Diciamo, tutto quello che vi ho raccontato fino ad ora in realtà è nato negli ultimi e negli ultimissimi anni, perché da 75 anni c'è la sfilata. Sono 4 appunto i gruppi che partecipano, preceduti sia dalla banda di Mariano Comense, dal gruppo appunto della Beatrice, della Berta di Montegrotto, come dicevamo, dal gruppo folk di Ariccia, Moscatini, le nostre reginette, le majorette. Ogni carro ha una coreografia e una scenografia che si tengono gelosamente riservata fino a 2 minuti prima della partenza, quindi dalle 15:30, partendo dal Consorzio Agrario, si svilupperà questo corteo. La sfilata dura circa 2 ore, ci sono 5 punti nei quali, distribuiti lungo tutto il percorso, che ricordiamo attraversa tutta Vo, nei quali i carri si apriranno, quindi faranno veri e propri spettacoli, ed è anche ciò che la giuria andrà a giudicare. Quest'anno tra l'altro abbiamo introdotto anche un'ulteriore novità. I carristi, come tutti quanti, quando c'è un giudizio della giuria di qualità, lo criticano e dicono: ah, ma perché loro sì e noi no? Bene, abbiamo inserito il giudizio popolare. Quindi il pubblico presente potrà, quando naturalmente vengono a prendere il kit per le degustazioni, riceveranno una pallina colorata, ci saranno 4 contenitori trasparenti, metteranno a ogni contenitore abbinato ovviamente un carro, e in questo modo daranno il loro giudizio, e anche questo entrerà come punteggio per la definizione finale. Quindi quest'anno speriamo che ci siano meno polemiche, ma si sa che quanto più polemiche ci sono, tanto più importante vuol dire che è l'evento che si sta vivendo. Un'ulteriore novità, è un dato di fatto, lo dicono i numeri, non lo diciamo noi: il 50% dei vini mossi italiani è basato il mercato sugli spritz.
Quindi abbiamo introdotto a chiusura delle degustazioni, proprio per non andare a interferire con le degustazioni del vino durante i 3 giorni, ma vogliamo chiudere con, ok, ma il vino si apprezza anche attraverso lo spritz. Quindi attraverso Luxardo, quindi un unico bitter per tutte le cantine, perciò la scelta di qual è lo spritz migliore lo determinerà il serprino, perché ovviamente il vino abbinato è il serprino, quindi le cantine potranno anche in questo caso dimostrare quanto il loro serprino, oltre che una degustazione sic et simpliciter, può essere utile e apprezzato nell'ambito degli spritz. Quindi poi ovviamente la sfilata finale, che in questo caso si sviluppa attorno a Piazza Liberazione, e poi, come dicevamo, la chiusura con gli Arno Music Machine. Un appuntamento importante che abbiamo introdotto l'anno scorso e che quest'anno sta veramente andando con numeri importantissimi, appunto Calice in carrozza. Un trenino che con partenza di 30 minuti, partendo direttamente da Piazza Liberazione, fa un giro di 5 cantine. In queste cantine quindi le persone possono degustare i vini, anche in questo caso funziona con il sistema dei token. Possono salire naturalmente anche i bambini che pagano solo il biglietto del trenino, o gli astemi che pagano solo il biglietto del trenino. Quindi un modo per visitare, se non si vuole degustare nella confusione del villaggio di vino, poter degustare tranquillamente, ma anche vedere dove nasce appunto questo vino. E il sistema del trenino è quello che ci consente di sviluppare al meglio anche questo percorso. Beh, insomma, spero che non l'acquolina ma la vignolina vi sia venuta in bocca, quindi ecco, crediamo sia un appuntamento che ogni anno cresce, un appuntamento e una festa che, come si è detto, e tra l'altro proprio nell'introduzione del consigliere Mosco, non è solo di Vo, non è solo dei Colleugani, non è solo della provincia di Padova, ma è un fiore all'occhiello per l'intero Veneto, quindi vi aspettiamo. È ovvio che se tutto questo avviene, e naturalmente a noi di Delphi International, come si dice, c'è l'onore e l'onere di gestire una manifestazione di questo tipo, naturalmente il ringraziamento per tutti i patrocini, in primis quello della Regione Veneto, dobbiamo ovviamente ringraziare però anche chi contribuisce, quindi in particolare Venice Promex, che danno ovviamente un contributo, il nostro main sponsor, la banca Adria, Colleugani, e naturalmente le cantine dei Colleugani e Luxardo, che appunto tra l'altro avrete modo anche di conoscere direttamente, non lui, ma ovviamente il prodotto all'interno del villaggio di vino. Quindi noi vi aspettiamo, la festa dell'uva anteprima 17 settembre a Vovecchio, dal 18 al 20 di settembre in tutto il centro storico di Vo. Mamma mia. Beh, complimenti davvero, perché un programma così pieno e ricco di iniziative non si vedeva da tempo. Io vorrei chiedere all'assessore regionale Elisa Venturini di poter intervenire con un saluto, e voglio ringraziarla perché tra le sue deleghe così importanti all'ambiente, ai parchi, alla protezione civile e anche alle tante sfide che sta affrontando con grande concretezza e operatività, è riuscita a ritagliare del tempo per essere qui oggi, quindi grazie. Un grazie per tutto il grande lavoro che l'assessore sta facendo in questi mesi, affrontando tante sfide, sempre a testa alta e con grande concretezza. Avremo l'onore di avere l'assessore regionale anche alla prossima conferenza stampa della manifestazione, tutti insieme nella Bassa, e lascio a lei la parola, assessore, per un intervento di saluto. Grazie. Grazie mille, buongiorno a tutti, con grandissimo piacere sono qui oggi e ringrazio tantissimo quindi il consigliere Mosco per questa opportunità che mi dà di stare qui con voi oggi. Saluto il sindaco di Vo, saluto Mauro dell'Università, saluto nonché presidente del Parco Colli, saluto in rappresentanza anche del Parco Colli Mattia Montemezzo, saluto tutti i partner che partecipano nell'organizzare questa che è una kermesse che contraddistingue le attività che si svolgono di animazione nell'ambito dei nostri Colli Euganei. E devo dire che non potevate trovare madrina e consigliera migliore di Eleonora Mosco oggi nell'essere presente, nel presentarla,
perché lei rappresenta la vita in questo momento. Io le farei veramente un applauso per questo. Perché sei in questo momento segno di vitalità, segno di forza, di fortuna, di gioia, di vita, e quindi è un modo anche per dare incoraggiamento, per mettere in qualche maniera un elemento così di positività e di buona fortuna nell'organizzare e nell'avverarsi di questa iniziativa, che, come abbiamo sentito, è un evento che contiene tutta una serie di eventi. E questo dà l'opportunità quindi di apprezzare l'uva e il vino sotto vari punti di vista, da un punto di vista culturale, da un punto di vista economico, da un punto di vista della bellezza, da un punto di vista dell'aggregazione. Ed è questo il valore aggiunto, cioè il fatto di riuscire ad organizzare tanto e riuscirla a fare intorno ad un elemento che contraddistingue questo territorio, in questo caso l'uva, quindi la natura che ci dà l'opportunità, che ci fa un regalo, che ci fa un dono, e noi questo dono, quindi grazie alla capacità delle persone che sono presenti sul territorio, si riesce a trasformare poi in un dono collettivo di condivisione, di aggregazione, di festa e di vita che anima i Colli e che rappresenta sicuramente la tradizione e l'identità del territorio. Non si può quindi mancare, assolutamente essere presenti, è una festa non solo per Vo, ma è una festa per l'intero territorio dei Colli, provinciale e regionale. Ecco che quindi con piacere, anche quindi come rappresentante della giunta regionale, sono qui oggi, e ho anche, cara Eleonora, tra le mie deleghe, il clima. Allora cerco di prendermi l'impegno di avere, per le giornate della festa dell'uva, il tempo migliore perché ci si possa in qualche maniera vivere, godere questa esperienza, questa iniziativa, perché poi diventa veramente un'esperienza. E oggi qui con noi nel condividere, quindi vedo anche il consigliere Maltauro, quindi abbiamo il Consiglio presente in forze, proprio perché tutti noi come Regione del Veneto stiamo veramente facendo il tifo perché possa riuscire al meglio questa grande festa dell'uva di Vo. Grazie Assessore per il suo intervento. Ringrazio per la presenza anche il collega consigliere capogruppo Jacopo Maltauro. E direi che la conferenza stampa si conclude, ma si conclude anche con un ringraziamento che voglio veramente fare a Cristina Coppola, alla dottoressa Milva Tasso, al dottor Mazzochella, alla dottoressa Conte, a Stefano Baraldo, a Ettore Pellegrini, Nicole Giollo, veramente a tutti, perché insomma ogni piccolo risultato è frutto di un lavoro di squadra. Quindi grazie, adesso ci accomodiamo per fare le foto tutti insieme.